Benvenuti al Giro del Mondo in 80 giorni, a cura di Radio Nostra, ogni martedì sera in diretta streaming dalle ore 21. Allacciatevi le cinture. Si parte. Buon ascolto. Eccomi qua, buonasera a tutti, com'è il mio audio? Mi sentite? Sì? Sì, sentiamo. Perché dalla mongolfiera l'audio non è, cioè è difficile parlare con... Ha fatto un po' di freddino in questi giorni. Va bene, buonasera a tutti, 19ª puntata del Giro del Mondo in 80 giorni con me sulla mongolfiera. Rossella, ciao Rossella. Buonasera Gianluigi, buonasera Omar, bentornati a tutti gli ascoltatori e a tutte le ascoltatrici. Mi hai anticipato, devo dire, c'è anche sul nostro cestello Omar, buonasera Omar. Anch'io, ciao a tutti, ben arrivati anche stasera con la nuova puntata. Bene, allora io direi, siccome questa nuova puntata è piena di ospiti, abbiamo tante cose, di passare subito alla nostra prima ospite che è con noi sulla cestello della mongolfiera ed è un po' raffreddata perché nel cestello della mongolfiera di Radio Nostra si prende un po' di freddo. Con noi Lucia Coppola. Buonasera Lucia. Buonasera a tutti voi, grazie per l'invito. Sì, ti facciamo prendere un po' di freddo con la mongolfiera, ma va bene, dai, non importa. Allora, tanto non posso che migliorare. Ecco, bene. Allora, Lucia Coppola, consigliere della provincia autonoma di Trento nell'opposizione, suppongo, penso di sì, credo di sì. Di sì. È in opposizione per la lista Verdi... Alleanza Verde Sinistra, giusto? Sì. Bene, allora abbiamo chiamato Lucia perché siamo interessati un po' che seguiamo la faccenda degli orsi e in Trentino la provincia di Trento ha emanato una nuova bolla, diciamo, papale da parte del presidente della provincia di Trento, di Fugatti. Cosa ci dici? Cosa ci puoi spiegare, Lucia? Vi posso dire che sì, ormai si va avanti a forza di bolle papali e che c'è questo nuovo disegno di legge che poi è diventato legge per l'appunto il 4 marzo, quando è stato approvato in dirittura d'arrivo con 2 soli voti contrari, e tutto il centrodestra naturalmente a favore e il resto delle minoranze, quindi PD, Caso Autonomia e Campobase, si sono astenuti. Uno dei 2 voti contrari naturalmente era il mio. Questa legge è fatta da un unico articolo ed è fatta da 2 commi. Nel primo comma si chiede per l'appunto di non avere più il parere di ISPRA nel caso in cui si decidano degli abbattimenti. Non è più necessario avere il parere, che non è mai stato vincolante, perché comunque ISPRA in ogni caso insomma fa delle relazioni tecnico-scientifiche, come l'ha fatto anche nel caso di questa legge. E nel secondo comma c'è la previsione appunto di abbattimento di 8 orsi l'anno e niente, insomma è una aberrazione, perché parla di abbattimenti a prescindere, quindi non parla neanche di abbattimenti mirati dovuti appunto alla presunta pericolosità o al fatto che gli orsi siano troppo confidenti.
e a mio parere è una legge che sarà sicuramente impugnata perché fa a pezzi la direttiva Habitat, che è una direttiva europea, e Sì. comunque il fatto che gli orsi restano comunque nelle disponibilità dello Stato italiano, e quindi non credo che la provincia possa andare avanti con questa cosa folle, tant'è che ISPRA nella relazione che ha allegato a questa legge diceva per l'appunto che un unico orso poteva essere abbattuto in questo momento in Trentino, e fra il resto non era neanche il povero M90, che come sapete è stato abbattuto sulla base di una legge precedente che di fatto vanifica questa nuova legge, che è la legge 9 del 2018, che prevedeva per l'appunto abbattimenti nel caso di presunta pericolosità o eccessiva confidenzialità, che era il caso di M90, che non ha mai aggredito nessuno, non ha attaccato nessuno, ha semplicemente seguito una coppia, cosa che gli orsi fanno regolarmente, perché in molti dei videogrammi che si possono vedere, insomma, che sono a disposizione di tutti, si nota spesso che si notano persone che camminano e orsi che li seguono, no? In tutta tranquillità. Se l'orso avesse voluto raggiungerli e aggredirli, non avrebbe avuto nessun problema a farlo. Quindi, per dire che questa legge di fatto è soltanto un contentino, dato una prova di forza, insomma, molto muscolare, data a quella parte di Trentino che in questo momento aveva bisogno dall'uomo forte di qualcosa di molto forte, che alla fine, secondo me, insomma, finirà come è iniziata, cioè in un nulla di fatto. E quanti orsi ci sono in Trentino? Perché se sono 8 orsi all'anno, nel giro di 10 anni li sterminiamo tutti. Certo. No, la stima in realtà è molto, molto minore a quello che si narra nei bar delle valli trentine, per cui si parlava di 200 orsi, cose di questo genere. No, In realtà si va da un range di 72 a un massimo di 120, ma vorrei dire che questa indeterminatezza ci fa capire quanto non abbia funzionato o non funzioni il monitoraggio, che era una delle prime cose previste dal Pacobace, no? Il Pacobace è questo librone che regola in tutte le sue parti la convivenza orso-uomo in Trentino. È accuratissimo, è molto molto argomentato, e all'interno del Pacobace di fatto ci sarebbe tutto, no? Tutte le cose che andrebbero fatte, che sarebbero state fatte, dovute essere fatte, ma non sono mai accadute, per far sì che appunto l'orso intanto non diventasse confidente. Hanno iniziato da 15 giorni a mettere, dopo 25 anni, qualche bidone anti-orso. In Val Rendena ce n'era qualcuno, in Val di Sole ce n'erano 2 fino a pochissimo tempo fa, valli appunto dove gli orsi sono presenti, e quindi non si era fatto neanche questa piccola cosa che era il fatto di avere... Lucia, come funziona? Scusa, come funziona un bidone anti-orso? Il bidone anti-orso è fatto in modo che anche se rovesciato non si apre. Okay. Ha una chiusura molto particolare, può essere tranquillamente ribaltato e non succede niente. L'orso è un animale molto intelligente, e quindi è evidente il fatto che nel momento in cui capisce che, come si dice, non c'è trippa per gatti o non c'è pappa per orsi, non torna lì. Invece questo non è stato fatto, e quindi in realtà quei pochi, per la verità, orsi, perché su un numero insomma così abbastanza consistente, ma non troppo consistente, sono stati pochi quelli che si sono avvicinati ai centri abitati. In realtà gli incontri che sono avvenuti per lo più in montagna alta, no? Una di queste montagne è proprio il Monte Peller, dove purtroppo è stato ucciso questo povero ragazzo, Andrea Papi,
e dove solo 15 giorni prima erano stati aggrediti ma con un falso attacco che non aveva provocato danni se non un graffio alla giacca a vento, 2 cacciatori che andavano a fare quello che non si dovrebbe fare, e cioè pasturare i selvatici, quindi all'alba, in silenzio, a 1400 metri, e 15 giorni dopo c'è stata l'aggressione ad Andrea Papi, che naturalmente è nel cuore di tutti noi, perché è una giovane vita stroncata, 26 anni, non può che suscitare tutta la nostra vicinanza, la famiglia, la comunità, eccetera. Però c'è da dire che non ha avuto purtroppo un atteggiamento prudente, perché se è vero come è vero che su quella montagna si contavano 15 orsi, andare a correre di sera all'imbrunire da solo su questo sentiero, insomma, trafficato, come si suol dire, con le cuffie, quindi anche nella impossibilità di sentire i rumori del bosco, diciamo che non è stato un comportamento sicuramente che lo ha messo in sicurezza, ecco. Dopodiché chiaramente, insomma, Sì, è anche vero, Lucia, che se noi dovessimo abbattere tutte le fonti di pericolo, cioè sto pensando anche ai bambini, alle persone che in un anno sono state sbranate dai cani in varie situazioni, in città, in posti anche, no? Hai perfettamente ragione. Infatti io nell'intervento che ho fatto in aula avevo prodotto anche tanti emendamenti che ovviamente non sono passati. Uno riguardava proprio il divieto di pasturare gli ungulati in zone vicino ai paesi, e altri, insomma. Avevo chiesto di ampliare il Casteller, dove attualmente è rinchiuso M49, un altro orso confidente che però non ha mai fatto danni, questo giovane orso che è scappato 2 volte e adesso è nelle condizioni purtroppo di non scappare. È una prigione orribile, abbiamo visto. Sì, e c'è anche JJ4, che è l'orsa che ha ucciso Andrea Papi. Fra il resto, così una nota, è tutto infinitamente strano, perché JJ4 è lì, M90 che non aveva aggredito nessuno è morto, ma va bene, insomma, per dire anche molta incongruenza nei comportamenti. Comunque, come tu dicevi giustamente, la montagna è un luogo dove bisogna prestare estrema attenzione sempre, insomma. Solo quest'anno sono morte 20 persone di punture di api in Italia, di vespe. Ecco. Per non parlare, dopo Vaia noi abbiamo avuto molti incidenti sul lavoro di boscaioli, per esempio. È stato ucciso quasi in concomitanza con il giovane ragazzo, un altro giovane, ucciso sicuramente da un cacciatore, di cui non si sa più niente, di cui ovviamente nessuno parla, perché siccome è stato ucciso da un essere umano, non da un orso, la cosa è serenamente lasciata lì, e di questo poveraccio non si è mai saputo niente, se non il fatto, scusate, se non il fatto che un cacciatore che si trovava in zona all'epoca, in quel momento, si è suicidato. Questa è un po' la situazione, è una situazione di grande disagio, perché in realtà Fugatti e la sua giunta hanno creato una dissociazione sociale, invece di lavorare per la coesione, per tenere insieme le cose, per fare chiarezza, tenendo conto di tutto, anche insomma delle paure che sono comprensibili, ma non si può avere paura della paura. Finché la gestione è rimasta in capo al Parco Adamello Brenta, le cose sono andate un pochino meglio, perché il parco produceva informazione, formazione, anche materiale da distribuire ai cittadini, ai bambini, ai turisti. È curioso il fatto che nessun orso abbia mai aggredito più di una persona. E questa cosa ci fa capire che se si fa rumore, se si chiacchiera, se si parla, se si cammina in compagnia, l'orso non attacca, non aggredisce, ed è evidente che le situazioni in cui ci si può trovare in pericolo sono legate al cane. 2 delle aggressioni che sono avvenute con persone che avevano cani, perché come dicono gli etologi,
e gli zoologi, l'orso non è in grado di distinguere il cane dal lupo, e il lupo è un suo competitore diretto. E quindi questo è sempre, tu ti metti sempre in una situazione di pericolo se giri con un cane, soprattutto non al guinzaglio, come spesso si fa in Trentino serenamente. Poi l'altra situazione di pericolo è se hai la disgrazia di incappare in un'orsa con i piccoli, con la prole, oppure di incappare in un orso che sta sbranando la sua carcassa. Queste sono le situazioni che Di pericolo. possibilmente ti possono mettere in pericolo. Poi all'inizio di questo grande entusiasmo che c'è stato per questi orsi, eccetera, abbiamo assistito a comportamenti folli di persone che si avvicinavano anche a mamme con piccoli per fotografarle, tolto poi lamentarsi se la mamma faceva un falso attacco, perché il più delle volte appunto gli orsi a distanza fanno questo falso attacco, si alzano in piedi, ti fanno capire levati dai piedi, Mamma! scappa, vai via piano, lentamente, guardandolo negli occhi, allora, che poi hanno Pronto? ragazzi che Ecco. poi purtroppo insomma ha portato alla morte di M90, perché in realtà il ragazzo è stato fermo, la ragazza è andata a chiamare aiuto, l'orso non ha fatto niente, M90 è morto così per il resto all'alba, non siamo mai riusciti a capire dove l'avessero preso, come fosse avvenuta l'abbattimento e chi l'avesse abbattuto, niente, tutto un segreto di Stato. E quindi dal punto di vista politico muoversi in questo modo è molto pericoloso, perché è più pericoloso che avere gli orsi, perché chiaramente va a sbattere contro tutto quello che non dovrebbe accadere, cioè divide le persone, crea paure. Adesso c'era l'orso in Vigolana, che la Vigolana è proprio la montagna qua vicino a Trento, e no, in realtà erano tracce di un lupo. Ormai basta niente, tutti vedono zampe di orso ovunque, Ma Lucia, questo crea una psicosi. non è che così nutriamo l'idea che la natura è una cosa pericolosissima e meno natura c'è, più al Certo. sicuro stiamo. Certo, è proprio così, e in realtà secondo me, insomma, visto che chi ha in mano anche questa questione, cioè l'assessore Failoni, è un albergatore che col turismo, insomma, ha a che fare quotidianamente ed ha una sua idea di turismo molto, molto aggressivo, molto impattante, il contrario di un turismo lento e a misura di persona, che ha prodotto nella passata legislatura, e questa ne è la fotocopia tragicamente, nella passata legislatura ha fatto sì che ci fossero raduni di jeep in luoghi protetti come il Vanoi in Primiero, raduni di camion in un lago di montagna, il Lago Santo, gare di motocross, ogni sorta di violenza sulla montagna è stata perpetrata. Noi abbiamo adesso il Monte Bondone che 2 o 3 volte in settimana si illumina come un Luna Park, io lo vedo a casa mia, purtroppo ce l'ho proprio davanti, e musica a chiodo perché bisogna sciare di notte. Adesso anche la neve c'è, ma se penso all'anno scorso dove c'era una striscia di neve su cui sciavano, che se esci fuori vai a finire direttamente nel bosco, con un grande disprezzo per gli ungulati, che sono proprio nella stagione degli amori e sono animali protetti, sono pesantemente disturbati. Adesso tutto disturba. Una sciatrice incontra un gallo forcello sul suo cammino, finisce immediatamente sui social, e questo gallo forcello deve essere spostato. Non è la sciatrice. Scusa, Vabbè, Lucia, ho incrociato un gallo. Dimmi. un'ultima cosa, Sì. ma l'opinione pubblica da che parte sta? Cioè la gente normale, sì, tutta la popolazione del Trentino. Guarda, cioè... direi che siamo proprio divisi, guarda, ma non è solo una questione di città montagna, tu mi dirai, Lucia, tu vivi a Trento e va bene, insomma, quindi hai questa visione idilliaca e della montagna, a parte che insomma appunto io le montagne le frequento, le abito anche perché mio marito è degli altipiani cimbri, e quindi non è che sia una che sta qua a rimirarle dal fondovalle.
E non c'è tanto non è tanto una divisione città-montagna, proprio è una divisione fra chi pensa che comunque la biodiversità sia un valore aggiunto immenso, che è quello che consente anche la nostra sopravvivenza su questo pianeta e dovrebbe essere il valore aggiunto di questa provincia che è per il 70% montuosa. Quindi voglio dire, e invece si va, e poi l'altra parte, insomma, che anche comprensibilmente, insomma, in alcune valli in particolare, Val di Sole, la Rendena, la Val di Nono, dove insomma gli avvistamenti degli orsi sono stati più frequenti. Certamente se tu non aiuti a capire come comportarti, cosa non devi fare, cosa invece devi fare, devo dire che tutto sommato, se si pensa insomma a questi orsi, loro hanno fatto gli orsi nel modo migliore possibile, nel senso che di disturbo ne è andato veramente poco. Io per esempio avevo fatto una proposta che ovviamente non è passata. Abbiamo delle zone in Trentino, delle cave in disuso, o altre zone insomma selvagge di montagna alta, di montagna impervia, dove non va nessuno. E avevo fatto la proposta di dire, vabbè, se si individua l'orso confidente o pericoloso, invece che imprigionarlo al Casteller, che è grande come 2 campi di calcio, magari lo mettiamo lì, cosa che si fa in altre parti d'Europa, si fa creare un recinto largo, insomma, ma largo, dove ci sia una qualità di vita buona. Sì, Adesso la anche proposta è in quella Abruzzo ci sono vari recinti certamente, dove l'orso può vivere insomma tranquillamente, una stando qualità di vita decente. esatto. Va bene, Lucia, grazie mille. Scusate. Se ci sono delle novità ti chiamiamo. Molto volentieri. Per intanto io sono convinta che non se ne farà niente, e mi auguro invece, perché siccome c'è stata anche una conferenza richiesta da noi delle minoranze a cui hanno partecipato persone che ne sanno, etologi, zoologi, veterinari, insomma ISPRA, e hanno dato anche dei consigli utili, speriamo che ne tengano conto e che si cominci veramente a fare qualcosa, Certo. a mettere in pratica finalmente il Paco Bace, quello che non si è fatto per 25 anni, si inizia a fare, perché in caso contrario, come è stato detto chiaramente a Fogatti, lei stia sicuro del fatto che questi comunque da qui non se ne vanno. L'ultima cosa che volevo dire, mi scuso, è che come lei diceva prima, o tu dicevi prima, questa è una razza di orsi particolarmente fragile, perché derivano tutti da un unico ceppo, Che che è quello iniziale portato dalla Slovenia di 10 orsi. Importato, E importato quindi, con un progetto europeo, tra l'altro, dove ci sono stati dei tra l'altro, finanziamenti. e questi orsi si sono accoppiati, cioè sono frutto tutto di incesti, di consanguinità. Quindi è stato detto chiaramente in questa conferenza informativa, in particolare dal professor Boitani, che eliminarne in modo così consistente può portare anche velocemente all'estinzione di questo orso. E l'ultima cosa che volevo dire è che tu hai detto appunto che il progetto era un progetto europeo e che riguardava, ed è stato sottoscritto da più regioni, no? Oltre che dal Trentino. In realtà tutto è rimasto fermo qua nel Trentino occidentale, gli orsi non sono venuti nel Trentino orientale perché sono stati fermati dalla ferrovia, dall'autostrada e dal fiume Adige. Sono rimasti tutti lì perché non si è fatto quello che il Paco Bace prevedeva, cioè non si sono fatti corridoi faunistici che avrebbero, perché in realtà lo scopo di Life Ursus era proprio quello di ripopolare le Alpi, tutte le Alpi, non un pezzettino di Trentino. In effetti adesso sto mettendo una piantina dove si vede appunto tutte le macchioline blu che sono nella parte occidentale del Trentino. Esattamente. Bene. Grazie mille, Lucia. Grazie mille, a voi, ci sentiamo prossimamente. Grazie. Molto volentieri, auguri per tutto. Viva l'orso! Certo, grazie. Saluto. Grazie Lucia, grazie per tutte queste informazioni importanti che oltre esatto. alla mamma e la vecchia Concetta, sorella
di mamma o papà. Ho una cugina graziosa, maschietta, che quasi impazzire mi fa. Conosci mia cugina? Che tipo originale, moderna, sai, carina, non puoi trovarle uguale. Lei balla il boogie boogie, conosce un po' l'inglese, con moda, sai, cortese, sa mormorare for you. Se l'incontri la mattina sul tramvai, lei ti grida hello, goodbye. Se nel bar l'inviti a prendere un cocktail, se ne beve 5 o 6. Oh mamma, 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 io fui birichino, io fui birichino, son cresciuto. son cresciuto. Oh mamma, è il segnale dell'amore. Ho la fiamma, Oh la fiamma, dolce sentimento, dolce sentimento, che tormento. che tormento. Oh mamma, mi ci vuole la fidanzata. Maramau, maramau, vanno i mici in coro. Maramau, 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 perché sei morto? Pane e vino non ti mancava, l'insalata era nell'orto e una casa avevi tu. Ma dove vai, bellezza in bicicletta, così di fretta pedalando con ardor? Le gambe snelle, tornite belle, m'hanno già messo la passione dentro al cuore. Ma dove vai, con i capelli al vento, col cuor contento e col sorriso incantato? Se tu lo vuoi, prima o poi arriveremo sul traguardo dell'amore. Se incontriamo una salita, io ti sospingerò e stringendoti alla vita d'amor ti parlerò. Ma dove vai, bellezza in bicicletta, non aver fretta, resta un poco sul mio cuore. Lascia la bici, dammi i tuoi baci, è tanto bello far l'amore. Aglio, olio e swing con noi Aglio e olio, poiché nel gruppo c'è Alessandro Pasquale, che avete visto dai testi suona il chitarrista del gruppo, sarà presente con noi dopo, più avanti verso la fine del programma, e parleremo un po' con lui di musica. Passiamo subito al nostro secondo ospite che è salito nella nostra mongolfiera. Stiamo volando oltre Stiamo Manica. volando a Liverpool, e anzi siamo appena arrivati a Liverpool perché la nostra mongolfiera è super speedy e abbiamo con noi il professor Nicola Pagani che insegna matematica appunto all'Università di Liverpool. Non ho coraggio di chiedere più specificamente quale area perché no. Benvenuto professore, vuoi dirlo? Grazie mille, grazie, mi fa molto piacere tornare in Italia, anche solo virtualmente. Mi occupo di geometria algebrica, che è una materia che usa la geometria e l'algebra come Adesso è tutto chiarissimo per noi. Allora, noi abbiamo chiamato Nicola perché dopodomani è la giornata mondiale del pi greco. Allora ci siamo chiesti, ma sto pi greco è così interessante che addirittura ha una giornata mondiale che gli viene dedicata? Allora, il pi greco è un numero che ha affascinato tanti matematici professionisti, ma anche tanti matematici dilettanti da centinaia di anni. Il problema nasce, secondo me, dall'esigenza di calcolare le aree. Quindi, se vogliamo calcolare l'area di un quadrato, ci serve sapere la lunghezza di uno dei suoi 4 lati, e l'area si calcola moltiplicando quella lunghezza per se stessa. Se vogliamo calcolare l'area di un triangolo, facciamo la stessa cosa con la base e l'altezza, moltiplichiamo le due quantità e poi dividiamo per 2. Però se abbiamo un campo che non ha una forma, che è un quadrato o un triangolo, insomma, c'è l'esigenza di calcolarla anche più in generale, e il cerchio
è una cosa abbastanza naturale, perché uno può avere una sorgente d'acqua al centro e voler avere un campo che sta effettivamente in maniera uniforme intorno a quel centro. E in questo modo si fa un campo che è un cerchio, e magari vuole calcolare l'area di questo campo per sapere quanto prodotto riceverà da questo campo, no? E quindi c'è questo problema di calcolare l'area del cerchio. E l'area del cerchio è molto più difficile da calcolare rispetto all'area del triangolo o del quadrato, e di mezzo c'è π greco, perché se quindi la grandezza di un cerchio, quindi e anche l'area del cerchio, sono determinate univocamente dal raggio di questo cerchio. Se lo mettiamo da una parte o dall'altra, ma allo stesso raggio, la grandezza di questo cerchio sarà la stessa. Come facciamo a calcolare l'area di questo cerchio se sappiamo il raggio? Per esempio, se il raggio è 1, l'area del cerchio è π greco. Ma cosa significa questa cosa? Significa, cioè, il fascino di tutto questo è il fatto che quest'area non è così semplice come l'area del quadrato. Cioè, non è, nel caso del raggio 1, l'area del cerchio non è una frazione, non è un numero che possiamo scrivere in nessun modo come una frazione. Questa forse è la cosa più sfuggente. Normalmente noi ci aspettiamo, per esempio nell'area del triangolo, eravamo partiti da due lunghezze che magari erano dei numeri interi, e abbiamo trovato un'area che magari non era un intero, perché dovevamo dividere per 2. Però comunque era una frazione. Per esempio, se la base era 1 e l'altezza del triangolo era 1, l'area del triangolo era un mezzo, che non è proprio semplicissimo, però insomma non è neanche così complicato. E invece l'area del cerchio non è una frazione, non si può scrivere in nessun modo come un rapporto di due numeri interi. E quindi è da lì che nasce tutto il problema, secondo me, e nella storia varie persone, vari matematici, dilettanti e professionisti hanno prima cercato di calcolare il valore esatto, poi si sono resi conto che il valore esatto non poteva essere calcolato, nel senso non è possibile scriverlo in forma decimale con un numero finito di decimali. E questa data del 3,14, che è dopodomani, è perché tutti ricordano che π greco è 3,14. Allora, ricordiamo perché la data è dopodomani, perché nei paesi anglosassoni prima si mette il mese e poi si mette il giorno, no? Quindi il mese è marzo 3 e il giorno è 14, quindi è il 3,14. Sì, No. Però c'è da dire che ogni volta che una persona pensa che π greco sia 3,14, da qualche parte nel mondo un matematico muore, nel senso che il punto... Mamma mia, allora chiudiamo subito il programma. Ai 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 Gianluigi. No, cioè, questa è la cosa, forse la cosa principale che vorrei ricordare. Cioè, da un lato, ricordarsi che π greco è molto simile, molto vicino a 3,14 è un'ottima cosa, perché se voi dovete calcolare l'area di un cerchio che ha raggio 1, per esempio, dire che è 3,14 è un'ottima approssimazione della sua area. Ma quindi scusa, l'area del cerchio non si potrà mai, non è mai un numero esatto, perché con questa variabile del 3,14 che poi va avanti come numero, no? È abbastanza infinito, e quindi non abbiamo un'area certa del cerchio. Abbiamo un'area certa, il problema è che quest'area certa, l'area è certa, è π greco. La matematica è π greco, certo. Il problema è accettare, diciamo, la matematica procede un po' così, no? All'inizio cominciamo con i numeri interi, poi a un certo punto ci rendiamo conto che i numeri interi non ci bastano, abbiamo bisogno delle frazioni, per esempio per l'area del triangolo, ma anche per altre cose, no? Cioè, o i decimali. E poi a un certo punto però ci rendiamo anche conto che nemmeno le frazioni, nemmeno i decimali che si rappresentano in maniera finita sono sufficienti, perché per esempio l'area del cerchio non è una frazione, non è un decimale finito, ma anche la diagonale di un quadrato, per esempio, ha questo problema. E quindi non è che, cioè, è un numero esatto, è un numero, il problema è, secondo me, accettarlo come numero e creare un sistema di numeri che i matematici chiamano numeri reali,
che vanno oltre i numeri decimali con rappresentazione finita, che poi sono la stessa cosa che le frazioni, e lavorare con questi numeri come se fossero gli altri, insomma. Per un matematico è normalissimo, diciamo, lavorare con questo tipo di numeri. Comunque, forse ho parlato troppo. No, è molto affascinante. Io, siccome poi magari qualcuno ci ascolta e poi magari mi dice che non è riuscito a insegnarmi niente, allora cerco di... Ascolta Nicola, ma questo pi greco, questo 314, allora io ho scritto a te, mi pare ad Alice, teorizzato, chi l'ha teorizzato? Perché non so mai se usare la parola inventato o scoperto quando parliamo di queste vostre... Questa è la divisione fra i platonici e i kantiani nella matematica, una divisione filosofica, cioè la matematica esiste prima, se esiste indipendentemente da noi o no. In effetti su questo un matematico professionista non ha una risposta, è una domanda filosofica naturalmente. Sulla questione, quindi chi abbia, cioè qui ci sono varie, diciamo, già i babilonesi, è un problema molto semplice in realtà, no? Il problema di voler calcolare l'area di un cerchio è un problema che si pone immediatamente, cioè è un problema che si pone immediatamente al contadino, quindi è un problema che hanno affrontato anche i babilonesi. Abbiamo evidenza nel papiro di Rind degli egiziani, ci sono evidenze la questione però è quindi ci sono varie domande, cioè quando effettivamente qualcuno si è reso conto che questo numero non poteva essere scritto come decimale, non poteva essere scritto come frazione. Quindi all'inizio l'umanità ha cercato di calcolare esattamente il valore di pi greco e forse pensiamo che sia stato Archimede che Archimede non sapeva effettivamente mostrare che pi greco non aveva una rappresentazione decimale finita o non era una frazione. Però abbiamo evidenza del fatto che Archimede non stesse cercando di calcolare il valore esatto di pi greco, ma fosse consapevole del fatto che ne stava calcolando delle approssimazioni, e quindi e le sue approssimazioni erano già abbastanza buone, 3-4 cifre decimali. Questa nella matematica occidentale, diciamo, ha un certo significato, perché prima invece i babilonesi nel papiro di Rind, eccetera, cercavano di assegnare proprio un valore, cioè cercavano di dire, ok, adesso lo calcoliamo e il valore di pi greco è questo, e davano sempre un valore come frazione, come decimale, cosa che però in realtà poi abbiamo scoperto non essere vera. La cosa che mi ha sorpreso un po' preparandomi per questa intervista è stato scoprire quando nella storia è stato effettivamente dimostrato che non si può scrivere come frazione. Cioè, per arrivare a una dimostrazione matematica di questo fatto, dobbiamo aspettare il 1760. Un matematico svizzero-francese, Johann Lambert, nel 1760 dimostra effettivamente questa cosa che ho continuato a dire, cioè che non si può scrivere, se iniziamo a scrivere le cifre di pi greco 3,141592, eccetera, 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 non potremo mai fermarci. Diciamo, ci sono anche altri numeri con cui non ti puoi mai fermare. Per esempio, se fai un terzo è 0,33333, però lì è un po' diverso perché questo numero è periodico, quindi continua con un periodo, comunque è una frazione. Con pi greco non si può fare questa cosa, ma una dimostrazione di questo fatto arriva solo nel 1760. Quindi, diciamo, i matematici, ma non solo, hanno girato intorno a questa questione per centinaia di anni, e ne abbiamo già evidenza da prima di Cristo. Forse pi greco è sempre stato lì e noi stiamo cercando di scoprirlo. Nel 1760 abbiamo scoperto che non è razionale. Poi ci sono altre cose, per esempio addirittura questo numero non solo non è razionale, ma non è nemmeno algebrico. Però questo magari ne parliamo un'altra volta. Qua ci complichiamo di più dopo la vita. Sì. No, prego. No, dicevo che col P14, col pi greco sono stati fatti canzoni, film, insomma, c'è tutto un mondo che ha usato questo segno, no, per creare anche azioni artistiche.
È vero Gianluigi, io mi ricordo i Rockets, ti Esatto. ricordi quel gruppo Sì, francese? sì, anche che Kate Bush ha fatto una canzone, c'è anche un film, Vita di Pi Greco. Ehm, sì, insomma, sì, è sempre molto interessante, no? Il fatto che appunto questo simbolo e questo numero abbia stimolato varie cose. La fantasia e la creatività di Certo. tanti, vero? E come diceva quindi Nicola prima, continua ad affascinare proprio per questa difficoltà magari, no? Il fascino dell'indefinito comunque, vedi alla fine. Direi di sì, direi di sì. Ci sono un paio di aneddoti veloci Sì, che vai. è il fatto che c'è questa frustrazione di non poterlo scrivere in maniera semplice. Già nella Bibbia c'è scritto a un certo punto che l'area del cerchio, di un cerchio di raggio 10, l'area di questo cerchio era 300. Quindi il valore di pi greco era stato in qualche modo fissato a 3. Altri, certo. Vabbè, questo diciamo è alcuni l'hanno visto come, cioè, naturalmente la Bibbia è un testo per noi italiani molto importante, cioè per i religiosi è molto importante, quindi una cosa più recente che è successa nel 1897, addirittura nello stato dell'Indiana, un matematico dilettante che di professione era medico è riuscito a convincere la Camera dei Deputati dello stato dell'Indiana negli Stati Uniti a proporre come disegno di legge un disegno di legge che fra le altre cose di matematica che lui aveva fatto come dilettante, fissava il valore di pi greco a 3,2 e in qualche modo, che non mi è molto chiaro, ma lui riuscì a convincere la Camera dei Deputati a far passare questo disegno di legge e poi il disegno di legge in realtà fu bloccato al Senato per l'intervento pronto e un po' casuale di un matematico professionista che passava di lì per altri motivi. Quindi comunque questo è un episodio che secondo me mostra, cioè, la frustrazione e la frustrazione ancora presente, ancora in epoca molto recente, del fatto di non poter cogliere fino in fondo questa indefinitezza di pi greco, insomma. Certo, anche la difficoltà, ma lui probabilmente, questo matematico, era riuscito a convincere l'aula perché ne sapevano meno di lui probabilmente, poi come lo capisco, tutta la mia solidarietà. Va bene, allora quindi non so come si festeggia il pi greco dopodomani. Dunque, in inglese pi greco si dice pi, quindi Pi è la stessa, Pi Day. e pi è la stessa parola che significa anche torta, quindi c'è un standard di festeggiarlo, direi. Bello, questa sovrapposizione. Ecco perché c'è questa immagine con la torta con sopra il pi greco International Pi Day, March 14. Va bene, Nicola, grazie mille, professore, grazie mille. E a Liverpool come si sta? A Liverpool si sta molto bene, chiaramente fa un po' freddo, soprattutto d'estate, nel senso che l'inverno rispetto al nord Italia, per esempio da cui vengo io, l'inverno è meno rigido, ma più lungo. E a volte anche ad agosto il tempo non è bellissimo. C'è la corrente del Golfo che speriamo il cambiamento climatico non distrugga, perché è del clima qua, nell'Inghilterra, nel nord dell'Inghilterra. Va bene, che cresceranno in Inghilterra dopo le banane fra un 20-30 anni. Toglieranno la Brexit allora. Esatto. Al contrario, sarà freddissimo se ci tolgono la corrente del Golfo. Questo sì, è vero. Va bene, grazie mille. Grazie, ciao Nicola. Sì, grazie. Ciao, grazie. E con noi è già salito nella nostra mongolfiera da Liverpool, ha fatto un balzo da Zurigo, siamo arrivati a Zurigo da Liverpool, c'è il nostro amico
Maurizio. Maurizio Nappa, Ciao bentornato Maurizio. Maurizio. Buonasera, bentrovati, come va? Bene, bene. Tu hai Tutto bene, fatto, tutto bene. tornato dai caldi Sì, africani. ero in Egitto fino a venerdì, ora sono qui al freddo, non fa freddissimo, ma ho perso comunque 20-25 gradi, quindi insomma lo sento, ecco. Però va bene così. Allora, Maurizio è il nostro esperto di libri e ogni tanto ci dà un consiglio per qualche libro un po' particolare, non di quelli proprio che troviamo tutti uguali in tutte le In vetrine tutte di tutte le esatto. librerie. Sì, tra l'altro prima parlavate di Pi Greco e Vita di P.I., il film che nominava Gian è di Ian Martel, uno scrittore canadese, è tratto da un romanzo di Ian Martel che vale la pena di leggere, ma non parleremo di quello perché non sapevo questa cosa. Quindi io vi porto in Ruanda con Scholastique Mukasonga, che è una scrittrice di cui forse abbiamo già parlato qualche altra volta. E vabbè, in Ruanda ci stiamo avvicinando alle commemorazioni del 30° anniversario del genocidio, che cominciò il 7 di aprile del 94, però il libro che vi presento non parla di questo. Il libro che vi presento è ambientato negli anni 30 del secolo scorso, quindi siamo in pieno colonialismo, e racconta un po' come il libro precedente che vi avevo presentato, racconta un po' di questi missionari che arrivano lì e che chiaramente vogliono convertire la popolazione. L'altra volta avevamo parlato di Kibogo è salito in cielo e avevamo visto quante similitudini c'erano tra insomma, la religione cattolica e le leggende popolari ruandesi. Stavolta siamo sempre in quel periodo lì, quindi colonialismo, i nostri missionari cattolici, ma arrivano in Ruanda anche dei missionari afroamericani, quindi neri, che presentano anche qui il loro messia. Tra questi missionari c'è una donna, Sister Deborah, ed è questo il titolo del romanzo, pubblicato in italiano da Utopia, una piccola casa editrice milanese. Sister Deborah che preannuncia l'arrivo del Messia, che ha una serie di particolarità. Questo Messia è nero ed è donna. Quindi tutto questo porta sicuramente un po' di scompiglio tra i missionari cattolici, uno shock pazzesco, ma porta anche tanto scompiglio tra le donne del luogo che si innamorano di questa Sister Deborah, cominciano a seguirla, si rifiutano di andare nei campi con i mariti. C'è un po' di rivoluzione che viene chiaramente subito sedata dai missionari cattolici. Sister Deborah è anche una guaritrice e guarisce tra le altre persone una bambina che poi diventa grande, studia, va all'università, diventa una professoressa universitaria e si mette sulle tracce di Sister Deborah per cercare di capire che persona fosse questa signora scomparsa all'improvviso. E la trova, insomma, chi legge il libro poi ne scoprirà un po' la sorte. E quindi abbiamo un libro, come al solito, un romanzo molto, molto breve. Insomma, i romanzi della Mukasonga non sono prolissi, non sono di centinaia e centinaia di pagine, stiamo parlando di poco più di 100 pagine, dove troviamo tutta una serie di temi a lei cari, che sono diventati cari poi anche ai suoi lettori, e quindi parliamo di nuovo di colonialismo, di nuovo di religione, di sincretismo, ma anche di femminismo. Certo, questa donna che si presenta, no? Bella. Sì, insomma è una visione un po' originale, non siamo abituati tanto a questo, no? Quindi è una lettura diversa della religione, del Messia, che insomma di chi ci salverà. Ecco, perché non donna, perché non nera?
quindi sì. Ottime domande che naturalmente sottoscrivo, se proprio abbiamo bisogno di un messia, perché poi... Sì, infatti, poi bisognerebbe, c'è da discutere anche su quello, però ecco, questa visione diversa che porta comunque scompiglio nella popolazione, forse anche tra i lettori. Tra quelli più conservatori la Mukasonga ha la capacità di scompigliare un po' le carte in maniera sempre molto, molto garbata, sempre molto insomma sobria, però ecco, fa riflettere. Bene, Grazie allora mille, Maurizio. edizioni Utopia, Sister Deborah, andate nelle librerie oppure compratelo nelle varie piattaforme, si trova Va ormai, benissimo. esatto. Bene, viva la vida, è ora il brano di Alessandro Pasquale. I used to rule the world. Seas would rise when I gave the word. Now in the morning I sleep alone. Sweep the streets I used to own.
nostro ospite. Restiamo in Svizzera, però andiamo a Venezia. Come si può fare? Calcolando col pi greco riusciamo ad entrare in questo discorso. Esatto. Con noi è ritornato Massimiliano Maltoni. Buonasera Massimiliano, ciao. Aspetta il microfono, eccolo qua, adesso è acceso. Buonasera a tutti, grazie per l'invito. Bentornato. E benvenuto a bordo. E allora con Massimiliano eravamo d'accordo, ci eravamo sentiti 3 settimane fa all'incirca, e adesso c'è il programma completo per quanto riguarda questa rassegna, la 13ª rassegna del cinema svizzero a Venezia. Raccontaci allora un po' il programma, Massimiliano. Sì, è la 13ª edizione di questa iniziativa che è nata nel 2012 su iniziativa del Consolato di Svizzera a Venezia. È una delle poche occasioni che ci sono nel nostro paese, in Italia, di poter conoscere una cinematografia, quella svizzera, estremamente ricca, estremamente interessante, geograficamente vicina, ma un po' distante da quelle che sono le nostre sale, perché è un po' raro che un film svizzero, nonostante anche la comunanza linguistica, perché la Svizzera è anche un paese che ha l'italiano tra le sue lingue ufficiali, l'unico al mondo oltre l'Italia, produce anche film in lingua italiana, però fanno un po' fatica a uscire nelle nostre sale. Per fortuna ci siamo noi, c'è il Consolato di Svizzera a Venezia, che, lo ricordo, ha la sua sede in Campo Sant'Agnese, a Venezia, a Palazzo Trevisan degli Ulivi, e da martedì 19 marzo a venerdì 22 proporremo 7 film svizzeri, 6 di produzione recente e un classico proposto in collaborazione con la Cinémathèque Suisse, ed è un'esplorazione un po' a tutto tondo di quello che è un po' il cinema svizzero contemporaneo, un cinema che si sta affermando sempre di più negli ultimi anni anche a livello internazionale, grazie alla nuova generazione di registi. E quindi cominceremo martedì 19 marzo alle 18 con un film di un regista svizzero ma di origini palestinese, che ci racconta dal suo punto di vista e partendo dall'amicizia fraterna che lo ha legato per tanti anni a un suo coetaneo, sempre svizzero ma di origini israeliani, ed è una riflessione su quello che sta succedendo e succede in quei territori purtroppo segnati da un conflitto che sembra non avere fine, ma lo fa in una maniera estremamente originale e molto molto personale, andando a cercare le proprie radici di palestinese, nato comunque in Svizzera, con una famiglia piantata in Svizzera sin da tantissimo tempo. Il film si chiama Avanti gli Averian, prima non c'era nulla, e il regista purtroppo non è con noi perché in contemporanea al nostro festival è a Copenaghen, al Festival Documentario di Copenaghen, che è uno dei più importanti al mondo. Sarà comunque collegato via Skype per fare il Q&A. È un film che noi abbiamo scovato al Festival di Rotterdam, dove è stato un grandissimo successo di pubblico, ed è un film che va assolutamente visto, perché è una riflessione molto molto profonda sull'identità e sulle ragioni che stanno dietro al conflitto. Quello che mi piace raccontare di questo programma è che il cinema svizzero guarda tantissimo a quello che è il nostro presente, a quella che è la situazione internazionale, non solo parlando chiaramente della Svizzera. È il caso del secondo film in programma, L'audizione di Lisa Gehrig, che, apro una piccola parentesi, abbiamo il piacere di presentare assieme a un festival svizzero di grandissima tradizione, che sono le Giornate di Soletta,
o Solothurn nell'idioma tedesco, è un festival che ha 60 anni di vita ed è una grande vetrina per il cinema svizzero, il nostro partner da tanti anni. Questo film ha vinto il premio principale ed è un film estremamente interessante perché inserisce nel cinema reale del documentario in realtà un meccanismo di finzione, andando a chiedere a dei richiedenti asilo di rivivere le audizioni che hanno dovuto fare per supportare chiaramente la loro domanda di richiesta dell'asilo. E questo è un modo per poter entrare in quello che sono un po' le storture del sistema d'accoglienza dell'Europa in generale, non solo della Svizzera, e di far vedere quello che succede all'interno delle segrete stanze dove avvengono queste audizioni, che non sono pubbliche, per cui la regista Lisa Gehrig si inventa appunto un meccanismo di finzione, pur utilizzando persone che hanno vissuto quell'esperienza, proprio per farci vivere questa situazione che è abbastanza drammatica e abbastanza traumatica. Abbiamo anche dei film, ovviamente non documentari. Un altro film di finzione che proponiamo è Rivière, è stato uno dei grandi successi all'ultimo festival di Locarno l'anno scorso, è un romanzo di formazione. La protagonista è una ragazzina di 17 anni che scappa di casa alla ricerca del padre, ma soprattutto per coronare il suo sogno, che è quello di diventare una giocatrice professionista di hockey su ghiaccio. Tra parentesi, non esistono squadre femminili di hockey su ghiaccio, per cui le ragazze che vogliono Massimiliano, se puoi parlare più vicino al microfono, perché ogni tanto ti allontani. Ok. La protagonista di questo film, dicevo, Manon, vuole diventare una giocatrice professionista di hockey su ghiaccio. È un mondo prettamente maschile, per cui le ragazze giocano con i ragazzi. È un modo, il film intanto è estremamente spettacolare, ha delle sequenze veramente bellissime, delle partite di hockey, e è un modo per raccontare un po' senza filtri quello che è il mondo degli adolescenti e le difficoltà degli adolescenti nel trovare il proprio posto nel mondo. Abbiamo poi, dicevo, questo grande classico del cinema svizzero. Mi sentite, scusate? Sì, certo. Ok. Vorrei... Adesso passiamo al giovedì? Sì, adesso passiamo al giovedì. Abbiamo un film nuovo di Zecca, ha fatto soltanto una proiezione prima della nostra, che si chiama Omegang, è di un regista che è già stato con noi 3 anni fa, con il suo film precedente che si chiamava Anche stanotte le mucche danzeranno sul tetto. Già dal titolo potete capire che è un regista abbastanza fuori dagli schemi. Questa volta va alla ricerca delle parole perdute, anche di imprecazioni abbastanza interessanti, dei dialetti del bernese, ma il ragionamento complessivo è estremamente interessante perché ovviamente in un mondo sempre più globalizzato e diciamo anche un po' spersonalizzante, il riproporre una lingua arcaica diventa anche una rivendicazione di identità. E nel film non ci sono soltanto dei montanari che parlano una lingua che è praticamente incomprensibile anche al vicino di casa, ma anche dei rapper, per dire, che usano la lingua tradizionale delle loro terre per cantare le loro canzoni. E sempre nell'ambito della Svizzera, diciamo, rurale, si inserisce il classico che andiamo a proporre quest'anno, che è Romeo e Giulietta nel villaggio. È un film che viene considerato tra i più grandi capolavori del cinema svizzero, è un film del 1941 che era dato per scomparso, soprattutto perché ha avuto vicissitudini distributive abbastanza complesse, con versioni tagliate
e non complete. Cinematheque Suisse è riuscita a recuperare diverse copie e soprattutto la sceneggiatura originale e a trovare e a proporci quello che forse potrebbe essere la versione più vicina a quella che i registi Valerian Schmiedel e Hans Trommer avevano pensato nel 1941. La cosa interessante è che questo film è tratto da un ciclo di racconti del 1856 di Gottfried Keller. Gottfried Keller è una sorta possiamo definirlo l'Alessandro Manzoni svizzero, e che inserisce in un fatto di cronaca vera, una faida familiare, il dramma shakespeariano per eccellenza, che è quello di Romeo e Giulietta. È un film praticamente invisibile, quindi è un'occasione forse più unica che rara per poter vedere quello che, come dicevo prima, è considerato dagli storici del cinema, non solo svizzeri, forse il più grande capolavoro del cinema svizzero. La giornata di chiusura, venerdì, ci fa esplorare delle terre che sono destinate un po' a scomparire, per un motivo o per un altro. Il primo film è un documentario che si chiama Bergfahrt, possiamo tradurlo come Giro in montagna, ed è un bellissimo ritratto di quello che è il rapporto tra l'uomo e la montagna. Una montagna che prima veniva trattata in maniera estremamente reverenziale, perché era spaventosa e inaccessibile, ma con il turismo è diventata un qualcosa da sfruttare in maniera forse abbastanza bieca. Ed è un bellissimo viaggio, tra l'altro ci sono anche varie lingue, vari protagonisti, c'è anche un protagonista italiano, per esplorare appunto il rapporto tra l'uomo e la montagna, ma soprattutto anche per sottolineare l'importanza e la fragilità di un ecosistema che poi in realtà è anche il termometro di quello che è lo stato del nostro pianeta. Ci sono anche dei glaciologi che mostrano gli esiti delle loro ricerche, che sono anche ottimistiche nei confronti del futuro di questo pianeta, diciamo del futuro dell'umanità. In qualche modo il pianeta se la caverà, insomma. Il film di chiusura, parlavo di un'esplorazione di mondi destinati a scomparire, ci porta al quartiere di Leboleira a Lisbona, che è un quartiere che non esiste fondamentalmente più per la gentrificazione, sostanzialmente. È un quartiere dove il regista Basil da Cunha, che è svizzero ma di origini portoghesi, ha anche vissuto per tanti anni, e nel raccontare la musica, soprattutto capoverdiana, di questo quartiere e la vita di questo quartiere, firma un musical estremamente coinvolgente, e ci fa molto piacere che saranno per noi a presentarlo sia il regista che anche la protagonista, che è la cantante Eliana Rosa, perché poi l'altra caratteristica del nostro evento, Palazzo Trevisan degli Ulivi, è quello che i film noi li presentiamo con chi li fa, per cui avremo i registi presenti, praticamente tutti. Chi non ci sarà, riusciamo in qualche modo a intercettarli dove sono in questo momento per i loro impegni internazionali, per fare una chiacchierata via Zoom. E cosa assolutamente fondamentale da dire, tutti i film sono presentati in lingua originale, con sottotitoli italiani naturalmente, e sono a ingresso libero e gratuito, per cui ogni giorno, da martedì a venerdì, martedì soltanto alle 18, altri giorni alle 18 alle 21, questo bel viaggio sulla scoperta del cinema svizzero al consolato di Venezia, che è un polo culturale estremamente attivo e aperto alla cittadinanza, e anche molto frequentato, devo dire la verità. Quindi, Massimiliano, questi film si possono vedere soltanto lì, o poi continua una rassegna itinerante, o si trovano, per esempio, per chi ci ascolta da lontano, noi salutiamo i nostri
più estremi ascoltatori radio dalla Cina, ne abbiamo 2 sempre con noi, quindi come possiamo fare noi che stiamo lontani? Possiamo trovare questi film che voi proponete in altre occasioni, in altri luoghi? Fondamentalmente, allora diciamo che ci sono dei territori in cui questi film escono, specialmente la Francia e la Germania, con cui la Svizzera condivide anche la lingua. Diciamo che il modo per vederli è la piattaforma Play Swiss, che però funziona soltanto, è geolocalizzata in Svizzera, però insomma per chi è in Svizzera o per chi è nel mondo e ha una VPN svizzera, in qualche modo si riescono a vedere queste cose. In Italia ci sono altre situazioni in cui questi film vengono mostrati. Ieri è stato presentato anche al Festival di Roma, per dire, e prima di noi fa un'altra proiezione al Consolato di Svizzera a Napoli, mi sembra. Mangaterra è stato a Locarno ed ha avuto una presentazione anche a Milano, perché il Consolato di Svizzera a Milano c'è una collaborazione che dura da anni per portare i film appunto di Locarno, giusto di là dal confine. Però sì, in linea generale bisognerebbe prendere in un aereo, un vaporetto o i propri piedi e venire a Palazzo Trevisan degli Ulivi. Va bene, grazie Massimiliano, e cercheremo senz'altro di venire a vedere, magari intervistiamo qualche spettatore così sentiamo un po' cosa dice. Siete ovviamente benvenuti. Bene, grazie Massimiliano e buon festival, buona rassegna. Arrivederci a Venezia. Arrivederci. Ci vediamo tra una settimana. Ciao. Certo. Ciao.
of Me, Alessandro Pasquale e il suo gruppo. Ora abbiamo con noi Alessandro Pasquale. Ciao Alessandro. Ciao, buonasera a tutti, ciao, piacere. Ciao, benvenuto. Benvenuto nella nostra mongolfiera. Allora, Alessandro, suoni la chitarra Sì, certo. e suoni su vari gruppi. Sì, sono un cosiddetto musicista freelance, anche se in realtà ho comunque dei gruppi stabili che porto avanti in maniera attiva e costante, in maniera continuativa, costante, sì. Alcuni gruppi stabili Sì. sui quali investo più risorse, più energie, ecco. Allora, Alessandro, chitarra classica o chitarra elettrica? Chitarra classica, cioè acustica più che classica, Ma giusto? in realtà sì, io ho sempre suonato e studiato la chitarra elettrica da sempre, però la vita e le esperienze mi hanno portato a fare sempre una miriade di concerti imbracciando la chitarra acustica o la chitarra classica, un po' un controsenso, nel senso che in effetti nei video vedo sempre la chitarra acustica. Sì, ho investito sempre sulla elettrica, ma alla fine i risultati li ho visti sempre C'è con una la chitarra questione di acustica. destino, allora. Sì, è vero. Una questione di destino. Me lo sono chiesto più volte, ma alla fine è andata e sta andando così. Hai iniziato a suonare? In realtà piuttosto tardi, perché io ho iniziato a studiare musica attorno ai 15 anni, però ho sempre studiato, ho sempre avuto questa vocazione, interesse per lo studio, per l'approfondimento dei vari generi, sempre restando nei generi moderni, ecco, non nella musica classica. Quindi sono partito col rock, il blues, come tutti i ragazzini che all'epoca iniziavano a studiare, e per poi approdare al jazz, ecco, che è la mia grande passione. Vabbè, poi ho frequentato il conservatorio, mi sono diplomato in chitarra jazz, e io mi sono iscritto in realtà al conservatorio, va bene per studiare chitarra, ma perché la mia grande passione è sempre stata l'arrangiamento, la scrittura, arrangiare per grossi ensemble, per big band principalmente. Quindi volevo studiare, volevo capire come si scrive, come si orchestra, diciamo, una parte di musica, e l'ho sempre fatto con gran passione e dedizione. Così. Ti posso chiedere, Sì. avrai qualche mostro sacro che ti ha particolarmente ispirato? Ma se parliamo di chitarristi, certamente, insomma, se si parla di chitarra, partendo dal rock, ovviamente ci sono i pilastri che sono i soliti, Jimi Hendrix, poi Eddie Van Halen, Eric Clapton, eccetera. Mentre nel jazz, sempre parlando di chitarristi, sicuramente Joe Pass è stato il mio... Joe Pass e Tuck Andres, che sono due chitarristi che hanno portato avanti un filone particolare, che è quello del suonare accompagnando una cantante. Infatti i loro dischi più famosi sono quelli Joe Pass con Ella Fitzgerald. Lui ha fatto un sacco di dischi. Pensate che è venuto a suonare quando io ero ragazzino e non sapevo neanche chi fosse, è venuto perfino a Jesolo a fare un concerto con Ella Fitzgerald. Incredibile a dirlo adesso. E quindi del guitar duo, chitarra e voce, ecco, è una cosa che mi è sempre affascinato. E il fatto di riuscire con una sola chitarra a fare un accompagnamento completo, che non lasciasse, insomma, che non richiedesse appunto di avere una batteria, un contrabbasso sotto. Questo è stato sempre il mio obiettivo, ecco. Quindi direi così per quel che riguarda i chitarristi. Poi se parliamo di mostri sacri,
musicisti, insomma, ce n'è è una schizza. Allora tu bazzichi, adesso non è proprio una parola corretta, Sì. ma insomma Vabbè, suoni sì. e ti esibisci in gran parte nel Veneto, Sì, nella sì, sì, zona sì. Veneto orientale, no? Sì, 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 Con il sì. gruppo che abbiamo sentito prima con i Con Aglio, Aglio e Olio e Swing. Swing, Sì, sì. che vi invito, se trovate nei cartelloni Aglio, Olio e Swing, di andarli a sentire, che siete veramente bravissimi. Grazie mille, sì. E quindi l'estate è occupata, diciamo. Beh, fortunatamente sì, insomma, quel progetto è nato da una mia idea una decina d'anni fa. Insomma, volevo rivisitare i brani tradizionali che ha fatto la storia della musica, anzi della radio italiana. Quindi a partire dagli anni 20 fino a fine anni 40, ecco, tutti quei brani del trio Lescano, di altri autori, di Gorny Kramer, eccetera, eccetera, di rivisitarli in chiave gypsy jazz, che è un genere musicale che è nato in Francia sempre all'inizio del secolo scorso, e rivisitarli. Quindi mi è proprio venuto in mente di fare sta cosa. Ho pensato a 4 musicisti che potevano accompagnarmi, ho scritto gli spartiti, gli arrangiamenti e proprio siamo partiti di petto su questa avventura che ha dato buoni risultati, insomma, principalmente sì qua nel Veneto orientale, anche se comunque il Veneto l'abbiamo girato un po' tutto, siamo stati in Emilia Romagna, sono arrivate anche altre proposte in giro per l'Italia e le abbiamo anche fatte, quindi però principalmente in Veneto orientale, chiaro, anche perché le trasferte costano. Vabbè, insomma, sì. E comunque, insomma, ci si è un po' ripresi. Abbiamo messo prima Hold on Me, che è stato tratto dal momento, no, nelle registrazioni. Tutti noi abbiamo fatto delle registrazioni durante il Covid, ognuno a casa sua, e dopo rimessi insieme. Diciamo che ormai si sta riprendendo, no, nella normalità. Ah sì, ormai da un paio d'anni fortunatamente le cose vanno molto meglio, ecco, per fortuna. Poi, essendo anche il genere che proponiamo un genere un po' di nicchia, un po', diciamo, ricercato, ma comunque piacevole da ascoltare. Piacevole, esatto. Sì, si riesce comunque a infilarsi qua e là, per fortuna. Va bene, Alessandro, ascolta, grazie. Beh, possiamo anche dire che Alessandro insegna la chitarra all'Art Time School, la nostra scuola di musica dell'Associazione La Rete, che oltre alla radio fa appunto anche la scuola di musica, e siamo anche orgogliosi di averti tra noi, tra gli insegnanti. Tutti sono contenti, gli allievi sono contenti, e quindi grazie mille per il lavoro che stai facendo. Grazie a voi. Bene, e ora ci sentiamo la classe degli asini, appunto, da Aglio, Olio e Swing, che è carina. Oltre alla musica fate anche un po' di teatro, di cinema. No. Sì, certo. In questo videoclip, la classe degli asini, Aglio, Olio e Swing. Grazie Alessandro, e buona musica. E complimenti. Grazie mille. Grazie, ciao a tutti. Ho la fortuna di avere accanto a me dei musicisti molto preparati. Non posso però dire altrettanto sulla loro formazione scolastica, dato che sono, oltre alla loro cantante, anche la loro insegnante. Quindi vado a presentarvi la mia classe degli asini! I ripetenti della classe terza D stanno studiando il sillabario, ripassando l'ABC. Entra il professore con gli occhiali e il cravaton
Ai ai ai, con quel registro ci sarà interrogazione. Lei mi dica Vavassori, gentilmente venga fuori, mi descriva Montessori. Professore, io non lo so, lo dica lei. E sentiamo un po' Moretto, ripetente prediletto, cosa c'è a nord dello stretto? Professore, io non lo so, lo dica lei. Dal cortile che confina con l'università salta fuori una gallina che una domanda fa. Cacaracacca, sentiamo un po'. Professore, per favore, mi sa di Senato prima l'uovo pure la gallina. Che figura, il professore non lo sa. Cortile che confina con l'università salta fuori una gallina che una domanda fa. Cacaracacca, sentiamo un po'. Professore, per favore, mi sa di Senato prima l'uovo pure la gallina. Che figura, il professore non lo sa. Che confina con l'università salta fuori una gallina che una domanda fa. Cacaracacca, sentiamo un po'. Professore, per favore, mi sa del Senato prima l'uovo pure la gallina. Che figura, il professore non lo sa. Il professore non lo sa. La classe degli asini, Aglio, Olio e Swing, qui con noi, e siamo verso la conclusione del programma, del nostro Giro del Mondo in 80 giorni, ed abbiamo il nostro messaggio, no, Rossella? Abbiamo il nostro messaggio in bottiglia da Gaza, a cura di Sami Abu Omar, che ci racconta un po' come stanno vivendo il Ramadan. È appena iniziato il Ramadan, il mese di digiuno e preghiera per i musulmani. È un mese molto importante, molto sentito, legato a un sacco anche di ritualità, come anche per noi, insomma, no? Le feste religiose hanno anche un valore sociale. Di solito di giorno si digiuna, poi la sera ci si ritrova in tantissimi per rompere il digiuno, e magari le famiglie si invitano le une con le altre. Quest'anno a Gaza naturalmente non succede niente di tutto questo, e il digiuno lo stanno facendo da 4 mesi, e sappiamo che ci sono già molti bambini morti per fame. Io ho visto delle foto che avrei voluto non vedere, perché veramente adesso non riesco a togliermele dalla testa, ed è abbastanza spaventosa, insomma, la situazione, e io personalmente, ma credo di essere in buona compagnia, trovo veramente sconcertante il divario fra le parole di preoccupazione che ormai sono espresse da chiunque e le azioni. Le azioni sono invece le stesse di mesi fa, cioè si continua a inondare Israele con armi di tutti i tipi, quindi fino a quando avranno tutte le armi a disposizione sarà ben difficile, visto insomma l'atteggiamento. Ecco, non si vuole negoziare, non si vuole discutere, e quindi ascoltiamo il nostro Sami. Vediamo se riesco a questo messaggio l'ha mandato questa mattina, quindi è fresco.
Qui la situazione a Rafah è molto grave, soprattutto perché ci sono continuamente bombardamenti, la gente non si sente più di Ramadan e niente, perché sono da 5 mesi che stiamo facendo il digiuno, situazione molto gravissima, sentiamo soltanto bombardamenti, l'uccisione della gente. Prima Ramadan era un diverso, ci sono tipo praticamente il ritmo di Ramadan, ci sono praticamente gente che festeggiava, andavano a preghiera, andavano uno visita l'altro, si facevano tutti il cena insieme, ora niente cene, niente da mangiare perché non si trova. Un'altra cosa, il Ramadan ci sono anche i dolci speciali, tipo Kataif, Kenafa che lo fanno a Ramadan. Ora la gente non lo fa più perché non c'è il zucchero, perché un chilo di zucchero è arrivato a 20 euro, la gente ce la fa. Anche il simola non se lo trova, non si trova niente, nemmeno praticamente cocco, niente. Una situazione sempre più grave e stiamo vivendo anche la fame qui. La gente ormai tutto si mangiano le cose, tutto in scatola, sia fagioli, piselli, sono quelli là al tonno, niente, verdure fresche, niente. I bambini sempre festeggiavano il Ramadan, andavano in giro praticamente con i fuochi di artificiali che andavano lì con la lampadina tutti accesi, con vicoli, con le candele, andavano a giocare tutta la sera insieme. Ora non si giocano più perché tutti hanno paura, perché la sera non si esce, perché tutti hanno paura di bombardamenti. Ora mentre parlavamo con te ci sono bombardamenti in giro dappertutto, praticamente qui anche la zona vicino, che è Canus, vicino a Rafah, stanno quasi stata rasa del suolo, non esiste più, delle case non esistono più. Ramadan viviamo con dentro le tende sfollate, non ci sono più di questi ritmi che l'abbiamo fatti prima, ma la situazione è sempre più grave, è una cosa terribile quella che stiamo vivendo e il mondo forse non lo sente o nessuno immagina la situazione che viviamo. Sì, ci vuole tanti aiuti che arrivano, però l'aiuto non risolve il problema è che dobbiamo tornare alle nostre case, dobbiamo ricostruire tutto quanto che è stato distrutto. Minimo ci vuole per fare ritornarsi alla vita normale più di 20 anni che per ritornarsi prima, perché non sono rimasti più infrastrutture, niente ospedali, niente scuole, niente università, niente case, niente vita, e questa è la situazione che viviamo, sia a Rafah, a Khan Younis, a Deir el-Balah, Nusayrat, Maghazi, Gaza City al nord, Beit Hanun, Beit Lahiya, Jabalia, questa è la situazione dappertutto uguale. Bene, abbiamo sentito anche appunto l'ultimo messaggio di Sami e niente, siamo sempre lì, Rossella a dire speriamo che finisca presto. Sempre lì, niente casa, niente vita, mi ha colpito tantissimo questa frase. Tra l'altro avevo letto un articolo molto bello su un giornale sicuramente non filo-palestinese e non un giornale di pericolosi sovversivi, in cui appunto diceva bisogna creare un nuovo reato che è quello di domicidio, no? Perché hanno praticamente distrutto più del 60% delle abitazioni di Gaza. Quindi anche quando la guerra finirà, i superstiti, perché avanti di questo ritmo, insomma, non avranno dove andare, non avranno le case, non avranno le scuole, non avranno i posti dove lavorare, non avranno le botteghe, non avranno nulla, non so. Sicuramente la comunità internazionale cercherà di farsi perdonare l'assenza inondando di soldi, e questo come abbiamo già visto, no? In altre occasioni, ma non so, insomma. Mi chiedo anche che cosa possano pensare del mondo e dei suoi abitanti i bambini che hanno vissuto questa esperienza. Che stanno vivendo questa esperienza. Tra l'altro tantissimi bambini sono rimasti orfani, sono soli, vagano, non sanno neanche dove andare, ogni tanto qualche famiglia ne recupera un po' e se li tiene. Quindi veramente una situazione molto angosciante e l'unico che parla chiaro è il Papa. Esatto. È il Papa. L'unico solo, praticamente, pazzesca questa situazione. E quindi
Va bene, con questa Va nota un po' bene. di amarezza, insomma, Sì. chiudiamo. Chiudiamo un po', andiamo anche con... Il giro del mondo in 80 giorni, a cura di Radio Allora, Nostra. martedì in prossimo studio, sarà una puntata speciale. Ah Possiamo sì, è dirlo. vero, martedì prossimo, è vero, brava che ce l'hai detto. Martedì prossimo, da lunedì, inizia il Energie e Sinergia, il Festival per l'Ambiente qui a Cavallino Treporti. Una settimana di appuntamenti, di incontri con vari professori e varie tematiche, dal nucleare all'acidità dei mari, dal sottosuolo al consumo di suolo, alle stelle, come vedere le stelle, insomma, tocchiamo vari punti. Ci sono anche molti lavori fatti abbiamo coinvolto anche le scuole. E, insomma, una settimana piena, quindi siamo impegnati ad organizzare questo festival, e quindi martedì prossimo manderemo in diretta l'incontro che faremo con il professor Pilieri eccolo qua, del Politecnico, Paolo Pileri del Politecnico di Milano, che ci parlerà appunto dell'intelligenza del suolo e del consumo di suolo che stiamo ormai creando. Depauperando, certo. Esatto, lo stiamo consumando. E quindi questo andremo in diretta per poi risentirci martedì fra 2 settimane con la normale programmazione. Sì, c'è da dire, adesso ci mettiamo anche il manifesto, eccolo qua, il manifesto dal 18 al 24 del Festival Energie e Sinergie per l'Ambiente. L'inaugurazione è lunedì con una mostra fotografica di Lucrezia, che l'abbiamo intervistata qui, abbiamo mantenuto la promessa di farla venire qua a esporre i suoi lavori, e appunto fino a domenica con uno spettacolo teatrale per i bambini. Quindi martedì prossimo collegamento in diretta, e poi via via metteremo, siccome registreremo tutte le serate, man mano, un po' alla volta, tempo permettendo, inseriremo appunto le varie registrazioni. Già c'è una dello scorso anno sulle potature degli alberi, che vi invito ad andare a vedere assolutamente, e a sentire, perché in questo periodo sto vedendo delle cose veramente mostruose nel senso più stretto del termine. Esatto, alberi che vengono lasciati solo la parte principale. Gli alberi di Van Gogh, diciamo. Sì. Allora, la rassegna abbiamo il contributo del comune di Cavallino Treporti, è organizzata appunto da varie associazioni. Queste associazioni creano il gruppo Climact, quindi metterò anche il link su questa trasmissione, il link del sito di Climact, dove è ben segnalato giorno per giorno, basta cliccare e si va ad ogni giorno a vedere cosa c'è in questa settimana di festival qui a Cavallino Treporti. Abbiamo detto tutto? Festival. Abbiamo detto tutto. La sigla finale l'ho già fatta andare, e quindi mettiamo su. E quindi niente, metteremo un nero, mettiamo un attimino di nuovo il Festival Energie e Sinergie, eccolo qua, e a tutti, a martedì ci colleghiamo. Ciao a tutti, grazie. Ciao a tutti. Ciao.